sfida di cartello di questa giornata con Bitonto CMB, ancora l'ex Bitonto, Vanin centrale, Torma, poi Marta, subito CMB con Marta Penalver. Renatigna, ancora Tati, si ferma in mezzo, Renatigna, pallone morbido, ancora CMB, Renatigna, 2-0. Ed eccola Renata Damatti, palla fuori, Greta Ghilardi, Torma, pallone lunghissimo di Torma! Lila Torma! Un gol incredibile! Di Piazza sorpresa! 2-1, accorcia il Bitonto. Parte Diana Santos che prova. Valendino. Partita Tati, arriva davanti al portiere, Tati! Anzi Vanin! Deborah Vanin, pardon! Suo il gol del 3-1, allunga il CMB. Vanin dall'altra parte, occhio alla CMB, palla che rimane lì, Torma, poi calcio Valentino. Grieco. Lucileia a spazio, Lucileia, Renatigna, la giocata, Renatigna, poi calcia Marta, ancora Renata, 1 contro 1, calcia Renata, bella risposta di Torma, ancora Vanin, Renata Vanin, Vanin di prima per Belli, che da sola davanti a Torma esce bene, lì la Torma. Il fischio finale del primo tempo. Brunigna dentro per Grieco, 3-2, accorcia ancora il Bitonto, illuminante passaggio dell'ex Molfetta. Brunigna, Vanin, calcia Vanin, che risposta di Lila Torma, palla lunga di Diana Santos, Lucileia, Vanin, la corsa di Vanin, dentro il pallone per Ion, 4-2 CMB con Roxana Ion. Vanin fa tutto di corsa, Deborah Vanin, e va a prendersi il 5-2. Deborah Vanin. Lucileia. Dall'altra parte, pallone che non arriva a Nicoletti, ci arriva in un secondo momento, oddio, poi arriva Diana Santos! 5-3, ancora Bitonto, Diana Santos, Ghilardi, Grieco, addosso a Vanin, Deborah Vanin, errore del Bitonto, implacabile, Deborah Vanin. Ghilardi, sbaglia ancora il Bitonto, Renata da sola va a prendersi il 7-3. Si fa festa il CMB che porta a casa 3 punti che le permettono di mantenere la vetta in solitaria.